Buondì cari amici che le vegoie conosce qualcosa della lingua piemontese, le piaci e sento parlare ed avere qualche informazione qui insieme a questa gente che parla in questa maniera e ecco insieme a questa lingua che è una lingua molto ben antica e una lingua preziosa da guardare per le generazioni che verranno. Mi presento e sono Michele Bonavero, mi faccio chiamare normalmente Michele di Bonavè perché Bonavè è il mio nome e famiglia e mi parlo piemontese, lo conosco per dire abbastanza bene perché sono cresciuto, sono nato e cresciuto in una famiglia in la quale si parlava anche il piemontese e diciamo che l'italiano era una lingua aggiunta, ma la lingua vera famiglia era il piemontese. E mi il piemontese lei ciuccialo poca la vera, come diceva il grande magister Camillo Brero, e lei ciuccialo da mamma e da dopo d'allora entra a fare parte di me, lei pinendo smentialo, non ma col passare del tempo, quando che insomma i cavalli hanno camminato bene grigi, le venume ancora daute voglie, daute occasioni anche, che la vita la smunume e lei dedica e dedica ancora tanto del mio tempo a questa lingua, alla cultura che l'accompagna e a tante altre belle cose che sono gruppate a questa nostra lingua e la nostra patria cita, la patria piccola, patria cita che è il nostro Piemonte. E lei nomina Camillo Brero per chi lo sa non, ma è giusto che tutto il mondo lo sappia. Camillo Brero è stato un personaggio tra i più importanti della lingua e della cultura piemontese. È stato quello che ha imprandato il piemontese, ha imprandato le regole di scrittura e poi da già che lo mostrava alla gente, alle massime a scuola e mostrava anche in trasmissione alla radio, in televisione, quando noi è fuori a questa possibilità, a questo movimento tecnologico. E ben diceva Camillo Brero, è stato quello che ha approntato quegli strumenti che sono essenziali perché spesso apprende una lingua, perché spesso mostrarsi da bene e perché questa lingua diventa ancora più importante di quello che è già da sperchila. E Camillo Brero è stato quello che ha approntato la grammatica che ancora adesso avendo ora da tanti, grammatica della lingua piemontese, poi la sane la sintassi, la lingua piemontese, la metrica, la prosodia per chi scrive poesie e un altro elemento importante, fondamentale per la lingua è quello di avere un vocabolario. Il vocabolario piemontese ne è tanti, come anche grammatica ne è tante, ma quella di Camillo Brero è l'ultima che è stata pronta e è quella forse più adatta ai tempi nostri, ai tempi moderni che noi viviamo. La stessa cosa si può dire per il suo vocabolario, del quale sono state fatte diverse edizioni. L'ultima, che è forse quella più
più completa, è un tamburo in sul, quindi è italiano piemontese italiano, e questo vocabolario pochi anni fa mi avevo il piacere di lavorare per fare una versione un po' piccina, un po' più ridotta, che l'uomo aveva così l'idea, la fantasia, chiamarla un'edizione saccucciabile, proprio perché la dimensione del libro è tale che sta tranquillamente in saccoccia, quindi saccucciabile per questo motivo sì. E diceva che i vocabolari e grammatiche piemontese sono sortine diverse, e proprio per armarché l'importanza della nostra lingua, vediva che la prima grammatica e il primo vocabolario sono sortiti, pensa un po', dal lontano 1783, e l'autore di quest'opera è stato il medico Maurizio Pipino, che era il medico di corte Savoia, era il medico alla corte di Duca di Savoia, e a quell'epoca lì era Vittorio Amedeo III, era il duca in quegli anni lì, e il medico Pipin alla via vorso pronte questi strumenti per la comprensione della lingua piemontese, in omaggio a una principessa della corte Savoia, che era forestiera, era arrivata da un paese, e dunque aveva difficoltà con l'italiano, figurarsi con il piemontese, e quindi il medico Pipin aveva vorso pronte queste edizioni proprio per dare la possibilità di comprendere questa lingua nuova che si trovava in Piemonte. E poi appresa sono state altre edizioni grammatiche, sono state diversi vocabolari, sono stati pronti più o meno grossi, più o meno importanti, e tutti questi insieme permettono di avere un insieme di informazioni linguistiche insieme al lessico piemontese, che dimostra come che sia tutt'altro che povero. E diceva che mi sempre parla piemontese, il piemontese ha sempre fatto parte della mia abitudine di parlare, e ancora adesso sono ben contento di avere questa conoscenza, e quando capita l'occasione mi ingaggio, mi impegno per trasmetterlo ad altri, per trasmettere ad altri le conoscenze, che le mie informazioni, per fare in maniera che questa lingua sguarna in tal tempo. Bene, se viviamo un momento molto ben mal fatto, un momento difficile, in cui le lingue cite, come il piemontese, lingue minoritarie, come vengono chiamate da qui che sono importanti, pian pianino perdo un po' di territorio, un po' perché il mondo è un cammino che si orienta, che rubata verso quel fenomeno che non è proprio una bella cosa, che è la globalizzazione, dove vorrei che si comportassero tutti alla stessa maniera, vivessero alla stessa maniera, parlassero tutti la stessa lingua, e che ci fosse una differenza. Ma tutto sono un abominio nei confronti delle identità culturali, tanti popoli
questa terra. E queste differenze culturali di popoli sono quelle che rendono più bene, che rendono più bella tutta l'insieme della gente che aggirola, che gibura, che traffica, che vive insieme a questo pianeta che le chiama Terra. E, perché mi sono appassionato a questa lingua? Prima di tutto, l'ho già detto, perché è la mia lingua, la mia madre lingua o pare lingua, perché lei è imprendura da mio padre, mia madre, dai miei grandi, dai miei cei, e dunque è qualcosa che mi sento andrinta, non manca andrinta alla testa, ma andrinta all'anima, è qualcosa che andà ad sensazioni che per me sono molto ben importanti e che servo a vivere, servo anche a avere insomma d'orizzonte, da avere il but, di scopi che faccio. Perché questa lingua, come l'hai già detto poc'anzi, è una lingua non nuova, ma è una lingua molto ben vecchia. E senza vorrei stufirmi, ma tanto per dare qualche informazione, la lingua piemontese è una lingua che è nasciuta, che è formata tanto tempo fa, tanti secoli fa, più o meno quando l'impero romano alle slargasse, alle spantiasse da Roma e poi per volta alla conquistato tutta l'Italia. E i romani, i latini, quando conquistavano terre nuove, sotmettivano i popoli nuovi, come che non fai con tutti i popoli dell'Italia e buona parte qui dell'Europa e poi fino all'Asia, se ne anche dell'Africa. Loro portavano sue costumi, portavano sue conoscenze e portavano anche la sua lingua. E sua lingua era la lingua latina che a sua volta aveva di influenze con il greco, aveva di influenze con la lingua di etrusco, quindi a sua volta era non una lingua pura, nasciva così da sperchila, ma era la risultato della mistura di altre lingue, ma è un po' non che le capita a tutte le lingue del mondo. E dunque quando che i romani hanno camminato a occupare i territori che noi chiamiamo Piemonte, allora la chiamavamo la Gallia, perché per loro era una zona quasi popolata dai barbari, no? Zone barbariche. E quindi quando che i romani hanno camminato hanno camminato a parlare il latino, hanno portato il latino come la lingua di conquistatore, la lingua di padrone, questa lingua poi per volta le incontrasse con quelle che erano le lingue che si parlava a quel posto, quelle che parlavano le popolazioni che vivevano in queste zone, in questi territori. E queste lingue erano lingue in parte delle popolazioni dei Liguri e in parte dei Celti. Infatti poi potremmo dire i Galli, i Gai, ma i Gai erano i Galli, erano popolazioni celtiche, popolazioni di Celti. E quindi poco per volta la presenza di due lingue parlate contemporaneamente insieme dalla gente hanno dato origine a una lingua nuova che con il passare dei secoli alla piena una sua struttura, una sua forma ben definita
questa lingua che adesso diciamo al piemontese ha una classificazione per cui che sono gli studiosi delle materie linguistiche, è una lingua gallo-romanza proprio perché diciamo che è la risultata dell'incontro di due lingue, che una è la lingua romanza, la lingua latina, e l'altra è la lingua di Galli, di Gai. Questa lingua, pian pianino, come diceva, con la sparizione che le pestaie dell'impero romano e poi i periodi un po' più confusionari, diciamo, mi pare, dell'età messa, il medioevo, moyen âge, no? Come si dice anche in Francia, ha abbandonato sempre più il latino per diventare una cosa indipendente. E noi Roma, come cultura piemontese, possiamo blagare, possiamo vantare del fatto che la nostra lingua ha avuto i primi test scritti dei quali arrivava la testimonianza scritta, che appunto tra il secolo X, il secolo che fa X e il secolo che fa XI. E questi primi scritti, che sono i più antichi, che noi Roma non possiamo dire anche, vengono chiamati i sermoni subalpini, perché sono stati scritti nella regione subalpina, cioè quella che è sotto gli Alpi, e sermoni proprio perché erano 22 prediche che erano scritte insieme a una pergamena, e che era la carta era ancora poco dovrà, quindi più che altro scrivevano insieme a questo materiale. E questi sermoni subalpini sono prediche, o meglio, sbose prediche, che sono non precise in quale zona del Piemonte attuale però è stata scritta. C'è diverse teorie, chi aveva che sia la zona del Versleis, chi invece che sia dell'Alta Valle Zusa, ma diciamo che gli studiosi sono ancora lì in cammino che cercano di capire cosa che le è capitato. Però la cosa importante dal punto di vista linguistico è che in queste prediche la lingua che è stata durata è ancora non il piemontese che parlo mio adesso, è una lingua che dimostra come che fosse stata una mistura di parlare diverse, perché in questi sermoni noi troviamo parole che sono praticamente le stesse al latino, e troviamo parole che sono estremamente simili al francese, e poi ci sono altre parole che sono più in latino, sono ancora in italiano, ma associamo a quel che sarà il volgare italiano, cioè quella evoluzione anche lì del latino che è stata nella parte center-meridionale dell'Italia. E poi ecco, troviamo le prime parole, perché le prime parole che decisamente sono molto ben più vicine al piemontese che non al latino oppure al volgare. E quindi Roma le prime testimonianze scritte, insomma,
10 o 11 secoli, e quindi è una cosa molto ben importante dal punto di vista culturale e letterario. E poi la lingua piemontese, appunto, a parte dai sermoni sui Valpin, ha una ricchezza di testimonianze scritte che con il passare dei secoli diventa sempre più bondosa, in maniera da avere proprio una bella consistenza e permette di mettere insieme una storia della letteratura piemontese. E chi podia per primo che tutte queste informazioni insieme ai vari testi piemontesi scritti in secoli che sono passati, chi è che podia fare un lavoro pareil, e in più giunteie qui dell'epoca successiva, di tempi d'ausin alla scrittura al momento che compilava quest'opera. Niente altro che sempre il nostro Camillo Brero, il nostro magista. Difatti chi è alla via prontà una storia della letteratura piemontese dai origini fino ai suoi tempi, e che andà proprio una bella informazione e a permettere di studiare quella che è stata un po' l'evoluzione linguistica del piemontese. E in questa storia della letteratura poi sono stati scritti altri volumi di storia della letteratura da Gian Renzo Clivio, da pare Giuliano Gasca Queirazza, tanto per fare due nomi, ma anche Dario Pasero, ma aveva diversi personaggi che hanno Pinin Pacot, che hanno qui e ragionato anche da un punto di vista critico insieme alla letteratura piemontese. E tutto l'insieme di questa letteratura andava la dimostrazione di come che il piemontese sia una lingua povera, ma al contrario è una lingua signora, e è una lingua signora che man mano che passava il tempo è sempre arricchita e fasse più signora di vocaboli e di particolarità espressive, perdeva tutte le caratteristiche che appena aveva una lingua, no? E tra l'altro al di d'anche in Piemonte il piemontese è la forma che è più conosciuta, che è più dovrà, che è più parlata praticamente in tutta la regione. Però ci sono altre lingue piccite che hanno una sua identità, hanno una sua struttura e che spero consideresse anche loro lingue, ma insieme al piemontese sono quelle che sono state riconosciute dalla comunità europea, dall'Unione Europea, e poi anche dall'UNESCO come lingue minoritarie, ma lingue indipendenti. Lo Stato italiano, come sempre, si comporta a sua maniera, per il motivo che non è il posto e il momento di cercare di capire, come sia lo Stato italiano, quando è stato obbligato, perché la comunità europea l'ha comandato, a fare una legge, una lei, insieme al patrimonio linguistico nazionale, e ben nel
1999 il Parlamento italiano l'ha fatto una legge scritta dove camnisio ha conosciuto un certo numero di lingue minoritarie, di lingue cite. E per qualche motivo, come lei detto, che alle malfe capì, in questa lista il piemontese è stato lasciato fuori. E fino insomma, del 2022 ancora non riuscisse a fare cambiare questa lista e fare inserire il piemontese in questa lista. E dunque il piemontese, quel che mi adesso parlo, non è riconosciuto dallo Stato italiano. Le lingue che invece sono riconosciute dallo Stato italiano sono il franc-provençal, sono il provençal alpin, che poi è anche stai chiamato occitan, perché insomma le stai cose anche politiche intermesse, e poi è il Walser Deutsch, il Tischu, che è forse la lingua piccita per il numero di parlanti, per i territori antiquai questa lingua è stata dura, che sono limitati a 2 o 3 ballade, tante ballade della Sesia ai piedi del Montreusa, e sempre ai piedi del Montreusa dal versante valdostano la ballada di Gressonei. E poi il patrimonio linguistico del Piemonte è formato da un numero stragrosso di parlate piccite, cui che vengono chiamati dialetti. In montagna, in certe zone, diciamo i patois, cambia niente. E è interessante per avere un'idea, per capire un po' come che sono le cose, quelle che sono le differenze, fece un'idea di quella che è la differenza tra una lingua e un dialetto. Allora, prima di tutto una lingua è parlata da un numero non cito di persone, poi una lingua ha una sua grammatica, poi la avere o non avere un vocabolario, però insomma la cosa importante è quella di avere una grammatica che codifica le regole di quella lingua, perché le mac con le regole che la lingua può parlarsi in maniera giusta e poi può scriversi, può buttare in forma scritta. E quindi queste sono le caratteristiche che ha una lingua. Un P, il lessico di una lingua è notevolmente superiore a quello del dialetto, perché il dialetto è normalmente la forma di espressione che le dovrà da una popolazione limitata, a volte anche da un paese. Un paese parla in una maniera, in cui da usina parlo già in un'altra maniera, un altro dialetto, però il vocabolario è piccito, è formato da un numero di parole piccito. E normalmente, ma hai anche sì d'eccezione, comunque la regola più o meno è che i dialetti hanno un lessico, hanno tutto un insieme di parole che sono gruppate alla vita di tutti i giorni, sono quelle che servono per comunicare un con gli altri senza fare discorsi importanti, cioè fare discorsi su argomenti, tanto per fare un esempio, il discorso filosofico, fare discorsi scientifici, anche perché una città comunità come poteva essere un paese, una ballada, era non questa
anche era arrivati ad avere una cultura tal da dove andare così a tal fine, mentre invece l'onca si riscontra in queste dialette, in queste parlate piccite, ha una grandissima specializzazione, nel senso che proprio perché la lingua era gruppata in maniera stretta alla vita tutti i giorni, alle esigenze pratiche della vita, ha un baron di vocaboli e verbi che sono gruppati per esempio alla natura o i lavori collegati alla natura, la coltivazione della terra, la coltivazione delle piante, insomma, o i lavori anche sempre gruppati, se ne è l'allevamento delle bestie o qualcosa d'altro. Mentre invece le lingue più grandi, che quindi hanno avuto la possibilità di parlare da un numero più grande di persone, anche insomma di slargare gli orizzonti, ecco, una lingua ha un vocabolario in due che per parlare, per conseguenza anche scrive, su argomenti più importanti come per essere filosofiche, scientifiche, esistenziali, no? Quindi sul concetto che hanno una difficoltà più grande nel trovare le parole giuste. Ecco, queste diciamo che sono più o meno, facendo una cosa impressa, le differenze che c'è tra i dialetti e le lingue. Ma la cosa importante è che in una regione come è il Piemonte, io parlo della mia regione, ma al discorso vale per tutti i posti del mondo, tutte le regioni del mondo, in due che abbiano lingue cite, in due che abbiano dialetto, in due che abbiano patois, questa differenza delle forme di espressione e comunicazione verbale sono una ricchezza, sono un patrimonio culturale che ha un valore infinito e tutto insieme, perché speriamo fare una classifica in tal di una lingua grande, tanto per fare esempio il piemontese è più importante, vale più che in dialetto parlato anche da 4, 10 o 100 persone in un posto, in una vallata. È assolutamente vero, hanno la stessa importanza da un punto di vista culturale e dunque aventa base per fare in maniera che abbiano tutti lo stesso riconoscimento da parte di chi che sta diciamo, ai posti di comando, di cui che fanno le leggi dell'Stato, perché tutte queste differenze culturali sono quelle che tutte insieme fanno il patrimonio una regione, da un popolo, e un popolo alle vivo, un popolo alle importante, se ha una sua cultura, se ha una sua identità culturale, perché questa identità culturale è quella che permette di confrontarsi con altre comunità, con altri popoli, con altre culture, ma un confronto pacifico, ben inteso, non farsi la guerra perché un'altra parla in un'altra maniera, per carità. Mi parlo in una maniera, ti parlo in un'altra, cerchiamo di capire, perché i popoli una volta, quando insomma il piemontese esisteva ancora neanche, o insomma secoli e secoli in darera, la gente capì anche se arrivava da fuori, io trovavo la maniera di comunicare, si arrangiavo. Era non bisogno del traduttore di Google insieme al computer, insieme all'ordinatore o al telefonino, no? Lo smartphone, che parole brutte. E dunque questo patrimonio è un patrimonio da difendere e da non lasciare scomparire,
perché ogni volta che a muore una lingua e ogni dì su tutta la terra sparisce qualche lingua perché muore l'ultimo parlante di quella lingua cita o di quel dialetto, e questa è una grossa perdita. È una perdita che si può considerare equivalente a quella che a finire a vivere una razza di bestie, no? Ci tante bestie che vanno verso l'estinzione, che poi per volta non ha più 10, non ha più 100, non ha più 2, non ha più una cubbia e poi a finire. Ecco, quello lì è un patrimonio che l'è perduto per sempre, però i vantaggi che l'uomo ancora adesso, insomma, con tutti gli strumenti tecnologici che l'uomo ha a disposizione, e questa registrazione che voi avete, questa immagine, questa mia voce che voi avete sentito è una dimostrazione della potenzialità di questi strumenti, alle quali potete trasmettere, registrare qualcosa che resta e che può essere vista, ascoltata dalle generazioni che verranno. E dunque anche una lingua come una bestia possiamo conservare un film o possiamo conservare la registrazione, il disegno, le fotografie. Per una lingua noi possiamo guardare la voce degli ultimi che la parlavano, possiamo guardare una memoria di queste lingue, e quindi fino a quando che sarà la possibilità per qualcuno di avvicinarsi a queste memorie, quella lingua, quei dialetti saranno mai completamente morti. Mi sarei pinenda, sì, sai quanti anni, però la mia voce, mi la registro, la mia faccia, la mia biffa, la registro un video, e poi ancora con la possibilità della ragnà di internet, e la butto in questa ragnà che è a disposizione di tutto il mondo, quindi è un grosso patrimonio che mi vado a portare a disposizione di altri. Poi non ho idea di quel che sarà il seguito. E è proprio in questa direzione che il mio intendimento va quando mi faccio qualcosa per la mia lingua, neanche tanto per la mia lingua, ma per le lingue, tutte le lingue, perché mi piace parlare le lingue del Piemonte, cioè buttare tutte insieme. A me sono un buono a parlare tutte, capisco niente, tutte in piastria, ma mi sforzo quando trovo qualcuno che parla in una maniera simile a comprenderlo, capirlo ed entrare in questa nuova forma di espressione. Però sono tante. E dunque tutte queste lingue del Piemonte che cerca di lasciare più memorie che sia possibile, più documentazione che sia possibile. Documentazione scritta, documentazione registrata come suono, come voce, come canzone, come musica, oppure anche come queste con la registrazione, qualcuno che parla, qualcuno che conta, che spiega qualcosa che per essere importante che sia guardato e accessibile ad altri. E ecco, tra le mie attività, una le più importanti perché non porta via tanto tempo, perché è una cosa impegnativa, sono ormai piccoli anni che mi interesso, diciamo che è una cosa che mi è ardita dai miei magister, da Camillo Brero, Remo Bertodatti, che insomma ero qui che l'avevo fondata la cosa, che l'avevo anandiata questa iniziativa,
e dunque disia che mi porto a la redazione e questo giornale che adesso mi non faccio vedere il numero, basta che sia così, diversi anni fa, è un giornale che come si intitola Piemontese in Cui. Ecco, questo libro, cioè questo giornale che poi diventa un po' più signore, un po' più soignato, perché ha anche foto a colore, descritte a colore, dunque è un po' più bello, fa un po' più piacere a lui, alle resta bella avanza, adesso l'unica e l'ultima pubblicazione tutta scritta in lingue del Piemonte, preciso, tutte le lingue del Piemonte, niente esclusa, e in funzione del materiale che uno riesce a trovare e quello porte pazienza, ma sono me perché sono restato da solo a portare la redazione di questo giornale. Quel giornale che sta nel 2022 entra l'anno che fa 40, quindi sono 40 anni che questo giornale ha serve. E cardime pure che un giornale, una lingua cita, che abbia 40 anni di vita, non è una cosa da poco, non è per blagare perché mi interessa neanche, mi lo faccio perché voglio al servizio della cultura piemontese, ma è una cosa importante che sia 40 anni che va avanti questo giornale. Che alle 40 anni che c'è gente che lo legge, che c'è gente che collabora, gente che manda i suoi scritti, poesie, prose, giochi enigmistici, ricette di cucina, articoli di storia, di cultura, ecco, insomma, è una cosa culturale. Andò che entra nella politica, entra nella religione, va bene per tutti, sono tutti gli stessi. L'importante è che accetto questi principi della cultura come maniera universale di confrontarsi e di rapportarsi tra uomini e anche le femmine, capire, uomini in un senso generale come umanità. E quindi il fatto di avere la possibilità di pubblicare qualcosa è una cosa molto ben importante, come che è importante che al di là che anche se insomma con l'abbondosità del tempo sia la possibilità di pubblicare libri scritti in piemontese, magari con da fianco la traduzione in italiano, ma non è un problema, no? Anzi, serve a fare in maniera da rendere più accessibili questi libri a un numero più grande di persone. E quindi, come l'hai detto prima, parlando di Camillo Brero, la grammatica e vocabolario e compagnia bella, e lei parlava che esiste una storia della letteratura, ma questa letteratura, insomma quasi la sua totalità, è stata stampata, è documenti, è libri, è testi, antologie, in due che a spero trovasse queste documentazioni. E nelle biblioteche esistono questi volumi, quei due un po' più rari, quei due meno rari, capisci? Quei più antichi sono più rari da trovare. E in questa grande scatola, diciamo, che ha l'etichetta da fuori, cultura, dentro troviamo neanche le poesie, neanche la prosa, neanche le conte, neanche le faule, neanche le filastrocule per le masnà, ma troviamo anche altre cose che sono estremamente importanti e preziose. Per esempio, la lingua piemontese, le lingue del Piemonte, ha una grossa tradizione teatrale,
esiste una storia del teatro piemontese che è incamminata, possiamo dire che il primo testo teatrale è stato scritto nel 1700, che è il conto più letto, ma diciamo che la più grande produzione e testo teatrale in piemontese, quella che è stata chiamata giustamente l'età d'oro del teatro piemontese, in cammino dalla seconda metà del secolo recente, del secolo che fa 19, e arriva fino ai nostri dì, anche se ai nostri dì diciamo che la produzione teatrale è molto ben limitata, perché c'è meno gente che a lesa, c'è meno compagnie che rappresentano il teatro piemontese. Ma con tutto ciò è un settore di questa cultura piemontese che ha una grossa importanza. E insieme al teatro, anche perché poi in certi casi è sausino, smascio, eccetera, il romano capitolo che è quello della canzone, le canzoni popolari, quelle canzoni che sono nascute dal popolo, che insomma cantava gli episodi della sua vita, cantava mentre che lavorava, cantava quando che faceva festa, quindi il canto era non musica, perché non sempre come il canto era la musica insieme, ma era un'altra maniera di esprimersi, un'altra maniera di rendere viva e consapevole l'esistenza di un patrimonio culturale. Ecco, anche che poi anche su questo argomento le stai personaggi che sono ingaggiati perché le vecchie canzoni, quelle che erano tramandate a memoria da padre in figlio, da madre in figlia. Costantino Nigra, che oltre che essere un'importante politica della storia del Piemonte e poi dell'Italia, è stato il primo che ha incamminato a cogliere le canzoni popolari piemontesi. Poi dopo una presa chiara è stato Leone Sinigaglia, che già guardava più l'aspetto musicale, quindi l'uomo ha tutta una serie di personaggi che nel tempo sono giuntati e hanno fatto in maniera che questo patrimonio culturale fatto diverse cose sia stato imbarunato un po' da sì, un po' da là, ma come sia possibile identificarlo, sia possibile rintracciarlo ancora al di dentro. Io voglio ancora dire una cosa, voglio ancora parlare di un'associazione che è stata fondamentale per fare in maniera che con l'Arsinese di tempi moderni, con la modernità che dal Novecento pian pianino è sempre più impresa alle avanzate la maniera di vivere della gente, e dunque anche noi sì in Piemonte, diceva che è molto ben importante ricordare che nel 1927, dopo si trovasse Pichenavira e si confrontasse sui vari argomenti della lingua, della scrittura, della grammatica, un gruppo di personaggi che avevano particolarmente a cuore la sua cultura, la sua lingua, hanno fondato un'associazione proprio con la finalità, con il but di salvaguardare questo patrimonio e portarlo avanti nel tempo.
E questo gruppo di persone, in testa al quale insomma che era un po' il capfila, era Pinin Pacotto, Giuseppe Pacotto, e insieme a Andrea Viglongo, Reste Gallina, Remo Formica, sono insomma stati un po' i fondatori, ma insieme a loro l'avevo anche collaborato a diversi livelli, poeta come Nino Costa o altri dell'epoca. E quindi all'avvio fondato questa associazione lanciamala I Brandè. I Brandè cosa che sono? I Brandè sono cui il nome I Brandè si riferisce a quei due tocchi fers o ghisa, sagumà che normalmente amnesia abita andrenta al fornello del camin e la funzione questi tocchi metallici era quella di sollevare i tocchi di bosca brusavano dentro al camin per fare in maniera che a brusare su me, perché il bosco per brusare, per la combustione, gli ha bisogno dell'aria, dell'ossigeno e quindi perché la combustione abbia un effetto più fusionante, quindi il fuoco scalda più a brusare meglio il bosco, e ha bisogno che l'aria circola intorno al bosco. Dunque, abitando questi tocchi di bosco puntagliati da banda del foilet del fornello a sostenere, a tenere su i tocchi di bosco e a favorire la combustione e di conseguenza l'offerta del calore che la fiamma ha dato. E perché lanciano questo nome di Brandè? Proprio per come si comportano questi due tocchi di ferro che servono a tenere viva la fiamma. E difatti di motto della compagnia di Brandè era quella tenere viva la fiamma della lingua e della cultura piemontese. La compagnia di Brandè è passata attraverso gli anni, è passata in tanti, insomma, più che 90, sono in ai 100 anni e questa compagnia di Brandè praticamente esiste ancora adesso perché era un'associazione particolare, un'associazione nella quale era la tessera, era la fotografia, si pagava un cutis per fare parte di loro. L'unica condizione per entrare nella compagnia di Brandè era quella di si gruppare a questi principi di salvaguardia, di tuo, di sostegno alla lingua e alla cultura e dunque ingaggiarsi, impegnarsi, lavorare, fare qualcosa per fare in maniera che la fiamma della cultura piemontese fosse sempre viva, a sdestissare sempre. E un po' questo è il principio al quale un gruppo mio e al quale sviluppo tanti altri amici, non tanti perché al di in cui insomma Pinè restano tanti, giù Belavanza ne è molto ben pochi e il grosso problema è proprio quello di trovare una continuazione, di avere la possibilità di avere giù che anche loro entrano in questo ordine di idee e a capiscono l'importanza dell'identità culturale, l'importanza del patrimonio, sua cultura, quel patrimonio che è stato imbaronante i secoli, da cui che sono i primi noi altri, cui che hanno fatto il Piemonte, hanno fatto l'Italia, insomma hanno fatto tante cose anche nel mondo dal punto di vista amministrativo o politico e su cui che fino adesso hanno guardato questi patrimoni e che adesso vorrei consegnare e trasmettere alle nuove generazioni. D'armaggi che queste generazioni si trova pochi volontari, pochi che sono disponibili a scutare, anche a scutare. Per carità, potremmo trovare 50.000 spiegazioni, 50.000 motivazioni, e sono tutte valide, ma sono anche tutte sbagliate.
quel che è il concetto fondamentale, è quello che l'umanità, la civiltà, è fatta di macchine, di vetture, di aeroplani, di cose tecnologiche, ma è fatta anche di quelle cose che danno da mangiare all'anima delle persone. E queste persone, queste sostanze, questo mangiare è quello che hanno la cultura. Una forma piuttosto che un'altra, che poi in tal tempo è normale, è accettabile, condivisibile, che sia il cambiamento, che sia di variazione, che vengono fuori anche cose nuove, ma alla fine deve essere un cordino che aggruppa tutto insieme, deve essere una catena con gli anelli che si agganciano uno all'altro, e questa catena continua a slunghersi nel tempo e asporta da presso questo patrimonio che è la nostra cultura. Adesso lei contava abbastanza, cari amici, amiche, neanche a lei che mi ascolterà, ma la cosa che poi fa con, scusa, con la massima sincerità, le mandava un saluto grosso, slarga i braccia per abbracciare tutti. E mi sono già contento se sarà anche un solo che ascolterà le parole che mi le dice, e da queste parole riuscirà a tirare fuori il giusto, l'essenza, butterà da parte la mia faccia, se sono bello, se sono brutto, se sono simpatico o antipatico, se parlo bene o se parlo male, ma riuscirà a tirare fuori quelli che sono i valori e principi, quelle che sono le cose importanti. Tutto il resto è qualcosa che passa, e poi la serve con le parole di uno dei più grandi poeti piemontesi, Nino Costa. E questa poesia che si intitola La Cupà. La Cupà sarebbe il bicchiere, la cupa piena di vino, quindi simbolo dell'amicizia, simbolo del trovarsi insieme, simbolo di trasmettere qualcosa, e anche se Roma dell'allegria, del vorrei bene. E quindi in questa poesia Nino Costa finisce con queste parole: quando che il pare sta cucciuto, a San Cammino i nostri figli. E noi, Roma me, aveva fiusa che capita qualcosa e che per da buon sia ai figli che vanno la carzà che pare all'andurtai e che l'hanno mostrati e che l'hanno prontai. Ciao a tutti e viva il Piemonte!